Ciao bellissimi, bentornati. Intanto volevo ringraziarvi tantissimo perché abbiamo raggiunto i 400 follower e molto presto farò il video di ringraziamento con una challenge col numero 400 all'interno. Oggi facciamo una cosa un po' particolare, invece di un piccolo viaggio pensavo di condividere con voi un grande viaggio che è stato fatto da due mie carissime amiche. Quindi le ho intervistate, vedrete l'intervista in diverse parti a seconda dell'argomento. Oggi diciamo che c'è la parte introduttiva con l'esperienza in generale, il modo in cui si sono approcciate a questa esperienza e l'associazione che le ha aiutate a intraprenderla. Ok? Vi presento Giuditta e Silvia. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Silvia Costantini. Ciao a tutti, sono Giuditta Kussig. Quanti anni avevi quando sei partita per l'India? Ne aveva appena compiuti 24. Ne avevo 23 e ho compiuto 24 in India. E come mai hai deciso di andare proprio in India? Io ho sempre voluto fare un'esperienza di questo tipo, già dalle superiori. L'India per me era stata speciale perché c'ero già stata e mi è capitata l'associazione e quindi ho deciso di fare questa esperienza. Ho questo pallino dalla prima superiore, da quando il nostro professore di lettere, Benelli, ci aveva raccontato che sua moglie era andata in India a fare volontariato e quindi ci ha raccontato un po' questa esperienza e mi aveva colpito molto e quindi era il mio sogno nel cassetto. Voi siete andate in India tramite un'associazione che si chiama Women International. Come l'avete conosciuta? Una mia amica conosceva una componente dell'associazione che aveva fatto questa esperienza e mi ha detto: so che sei interessata a questo tipo di viaggi, di esperienze, ti passo il suo contatto. Io ero in Spagna quando ho deciso di partire, sarà stato fino a marzo, una cosa del genere. Mi ha chiamato Silvia e mi fa che aveva trovato una bellissima associazione che organizzava appunto viaggi di volontariato in India, che lei voleva partire, se volevo partire con lei. E le ho detto di sì in 02, un'ora dopo avevo già visto in che aeroporto dovevamo arrivare, tutto quanto. Vero. E poi mi ha passato il contatto di Maria Rosa Casaleggi, che è la segretaria che si occupa appunto dei volontari. L'ho chiamata, mi ha raccontato la storia dell'associazione, come è nata, di cosa si occupava, e ho pensato che era comunque un progetto che mi piaceva, a cui volevo partecipare. E cosa fa questa associazione? Questa associazione si occupa di promuovere le pari opportunità delle donne indiane, quindi l'istruzione e l'impiego professionale, ma si occupa anche in generale di tematiche educative, di istruzione. Infatti i volontari vanno in una scuola a sostenere e aiutare gli insegnanti e stiamo costruendo una scuola nel mezzo della foresta e ci occupiamo insomma quindi di questo. Appunto, come ha detto Silvia, ci occupiamo di istruzione, pari opportunità, emancipazione, scambi culturali. In concreto ci sono diversi progetti. C'è lo scambio culturale presso la Holy Trinity International School di Melpalai, che è un paesino davvero piccolissimo in Tamil Nadu. Poi c'è la costruzione della Satya School, la scuola nella foresta, e poi c'è anche il progetto sartoriale Lina Giuditta, che appunto si occupa di emancipazione a livello lavorativo delle donne indiane. L'associazione si chiama Women International, ma quindi io che sono un uomo potrei partecipare oppure no? Certo che sì, perché si chiama Women, perché si focalizza sulla figura femminile, ma perché è particolarmente delicata e va protetta in India, non perché riguarda solo ed esclusivamente le donne. Infatti sono partiti anche dei volontari di sesso maschile e molti progetti si rivolgono anche a studenti, lavoratori, bambini che sono di sesso maschile.
Come ti sentivi prima di partire? Allora, io ero molto felice perché era una cosa che sognavo e che progettavo da molto tempo, però al tempo stesso avevo un po' di paura perché partire per me ha significato lasciare delle opportunità qui, lasciare non solo degli amici, delle persone care, ma anche proprio delle opportunità professionali. Ho dovuto fare una scelta, ho dovuto prendere delle decisioni e lasciare andare qualcosa e avevo un po' di paura, quindi. Adesso sembro tipo cattivissima, però a grandi linee, a differenza di Silvia, io non avevo nulla da perdere. Bon, sì, avevo gli affetti, la famiglia, però non avevo né un lavoro né nulla e mi ero appena laureata, quindi cioè, per me era semplicemente prendere e partire e godermi tutto. Come avete raggiunto la scuola nella quale siete stati per i primi 3 mesi? Allora, noi siamo arrivati all'aeroporto di Trivandrum alle 3 di notte circa. Ad accoglierci lì a braccia aperte c'era padre Susai, che è il nostro intermediario con la scuola e con tutti i vari progetti locali in India. E lui in auto ci ha portati con la sua guida spericolata in mezzo alle stradine, in mezzo alla foresta indiane, ci ha portate fino all'alloggio previsto per i volontari di Women International, che è situato nel college adiacente alla Holy Trinity International School. E mi ricordo, siamo uscite, saranno stati 40 gradi alle 3 di notte, un caldo, un'umidità allucinante, ci ha caricato in auto, la musica a palla e niente, siamo arrivate a scuola così, stile Bollywood. Qual è la prima cosa che ti ha colpito dell'India? Diciamo la loro accoglienza, come gestiscono gli spazi personali, perché alcune volte risultano un pochino invadenti, o almeno per la nostra cultura italiana, diciamo che tendono a invadere gli spazi personali. Io penso di aver sviluppato quasi una sensibilità nasale, nel senso che quando io arrivo a Nuova Delhi, cioè io semplicemente esco dall'aereo, non sono neanche entrata in aeroporto e io già sento un odore che non è necessariamente un cattivo odore, è semplicemente quell'odore che mi fa capire che sono in India. Non so come spiegarlo, però è una cosa che mi è successa in tutti e 3 i viaggi. È proprio un odore diverso che non ho mai sentito in nessun altro posto. E qual è invece la prima cosa che ti ha colpito della scuola? Vabbè, io sapevo insomma che in India ci sono delle differenze di trattamento tra uomini e donne e tra bambini e bambine. Però mi ricordo che il primo giorno così guardavo i ragazzini che arrivavano e poi dopo aver cantato l'inno nazionale andavano in classe, mi aveva fatto un po' strano vedere che c'era una scala per i bambini, per i maschietti e una scala per le femminucce, per le ragazze, per salire ai piani superiori della scuola. Che quindi anche la cosa più banale non potevano farla assieme. Io credo che mi abbia colpito della scuola il fatto che tutti quanti erano super accoglienti e super entusiasti di vederci, cioè sembravamo quasi delle celebrità. E la cosa che ho notato è che rispetto alla scuola dove eravamo andate in quinta superiore, mentre nella scuola di Nuova Delhi erano tutti molto formali, quasi ingessati in un certo senso, invece nella scuola del Tamil Nadu c'era molta più spontaneità, cioè proprio i bambini ti venivano addosso, ti abbracciavano, ti cercavano, ti sorridevano, ti chiamavano, era diverso, ecco, però era molto indiano. E come si svolgevano le giornate a Tamil Nadu? A Melpalai. Da lui è lo Stato. Ok. Melpalai è il paesino sperduto, però se lo cercate su Google Maps lo trovate. La scuola iniziava alle 9 del mattino, se non sbaglio, Sì. e si entrava subito in classe dove iniziavano le lezioni da 45 minuti. Poi credo attorno l'una si pranzava Sì. e poi la scuola finiva alle 3. E poi alcune volte all'inizio accompagnavamo con gli autobus i bambini a casa perché volevamo vedere dove vivevano.
E poi successivamente avevamo iniziato un progetto di doposcuola con dei bambini che avevano delle difficoltà e quindi avevamo questa attività. Sì, io aggiungerei che noi quando abbiamo accompagnato i bambini in autobus o comunque gli studenti ci ha fatto capire molte cose, perché spesso e volentieri c'erano bambini che stavano anche 1 ora e mezza o di più per ritornare a casa e quindi ci faceva capire quanto presto si svegliavano, quanto le famiglie investivano nell'istruzione dei figli, cioè quanto anche la vita familiare era modificata. Voi dove alloggiavate? Eravate all'interno della scuola o avevate un alloggio a parte? Allora, diciamo che il complesso scolastico era formato dalla scuola e dal college. Noi vivevamo nel college, avevamo una grande camera da letto, il bagno, tutto in una stanza, e poi in un'altra stanza avevamo la nostra formidabile cucina. Io mi ricordo che la prima sera sono arrivata lì intanto che Silvia si lavava, ho tirato fuori l'ammoniaca, ho disinfettato tutto perché c'era un pochino di polvere. Un pochino. Un pochino. E c'erano cacchette di geco. Il mio letto era vicino alla porta d'ingresso che aveva una fessura di 3 centimetri sotto, quindi ogni ragno, ogni bestia entrava sotto e la sera io ero a letto e sentivo sempre qualcosa che mi camminava sul corpo, una sensazione orribile. E il mio letto era posizionato proprio sotto un vecchio condizionatore che nessuna di noi ha mai pensato di accendere. Per fortuna. Assolutamente. E io spesso sentivo dei rumori provenire da questo condizionatore e spesso sentivo dei rumori provenire dal soffitto, però pensavo, cioè, com'è possibile? C'è qualcuno che cammina, cioè... Poi piano piano abbiamo capito che doveva esserci un animale a camminare in questa sorta di soppalco e soprattutto abbiamo capito che doveva entrare dentro il condizionatore. Giuditta diceva sempre doesn't matter, non sentiva mai nulla e io andavo a dormire nel suo letto perché avevo paura. Sì. E finché un bel giorno abbiamo convinto il principal ad aprire questo benedetto condizionatore ed è saltato fuori che tutti i cavi elettrici erano stati mangiati e dentro c'erano un sacco di noci e loro dicevano squirrel, quindi scoiattolo, e io per una questione di salute mentale mia ho deciso che era uno scoiattolo. Qual è l'episodio più divertente che ti ricordi dei 3 mesi a Melpalai? Io per partire ero partita molto... non ero partita con lo zaino in spalla come Giuditta, perché io amo la mia valigia con le cose piegate, sistemate bene, però ero veramente partita con pochi vestiti, ok? Perché volevamo fare un viaggio molto semplice. Solo che a un certo punto non avevo veramente più nulla da mettermi e... ed ero stufa di mettere sempre quelle 4 maglie. Insomma, faceva poi un caldo allucinante, un'umidità allucinante e un giorno siamo andati a Martandam, che è un paesino un po' più grande vicino a Melpalai, a circa 20 minuti da Melpalai. Prendevamo l'autobus e andavamo e facevamo grande shopping. Lì era dove compravamo anche, non so, i saponi, compravamo le cose un po' più sofisticate. E un giorno ci divertivamo a guardare i vestiti e un giorno ho trovato questo vestito che sembrava come si chiamano quei vestiti lunghi, Giudy? Un caftano. Esatto, molto bello, con queste decorazioni tipicamente indiane ed era molto molto leggero, cioè si stava veramente comodi. Non costava niente, costava 400 rupie, quindi sui 5 euro, qualcosina in più di 5 euro. Ho detto lo compro e ci stavo da Dio dentro, cioè veramente benissimo. E dato che gli indiani sono molto gentili, molto ospitali, io mi immaginavo che mi avrebbero fatto i complimenti per questo mio vestito indiano. Invece tutti mi guardavano e nessuno diceva niente. Io stavo comoda. E mi ricordo che quando sono entrata in classe, i bambini della mia classe hanno iniziato a ridere e dicevano nighty, nighty, nighty. E io non capivo, cioè ho detto what is it a nighty, no? What are you talking about? Finché mi hanno detto guarda che è il nome del vestito. E io ho detto, ok, questo vestito si chiama Nike. Solo che io poi ci sono arrivata praticamente... Dopo 3 mesi a fine No, esperienza. non dopo 3 mesi,
ma un giorno la professoressa che seguiva Giuditta ci ha spiegato, mi fa "This is the kind of dress that you use during the night". E quindi io ho capito che io avevo comprato una camicia da notte, un pigiama, e io per 2 mesi, 3 mesi ero andata in giro con questo pigiama, ma anche in giro per il paese, perché io stavo comodissima, io andavo a scuola, ma anche negli eventi un po' più ufficiali. Io ho fatto supervisione agli esami con ed era una camicia da notte. Un'altra volta c'è successo che noi avevamo il sari, ma non riuscivamo a mettercelo, e quindi Giudi vari. Questo era l'episodio tra l'altro che volevo raccontare. Ah, vedi? io. Ops. Allora, il sari è il vestito tipico indiano delle donne e ce l'avevano fatto fare su misura per le occasioni più importanti in vista del Natale. A dicembre, prima di Natale, quindi avevamo un matrimonio perché si sposava la figlia di una delle bidelle e aveva invitato tutte le insegnanti, i professori alla cerimonia. E quindi avevamo deciso di mettere il sari, solo che non sapevamo metterlo. E quindi il sari è composto dal top sopra, poi una gonna in cotone che si può paragonare a una nostra sottoveste e poi il lungo velo che ti attorcigli sopra la gonna. E insomma noi il top l'avevamo messo, la gonna di cotone anche, però tutto questo lungo velo che è più o meno lungo 8 metri non riuscivamo a metterlo. E quindi ho detto a Silvia, vabbè, andiamo a scuola e chiediamo alle colleghe di mettercelo. E noi siamo uscite, abbiamo fatto, non so, dalla nostra stanza alla scuola saranno stati 200 metri, con questo velo in mano, siamo arrivate così e tutti hanno iniziato a strillarci, le colleghe, le maestre a coprirci, perché praticamente era come se fossimo uscite in mutande e reggiseno per loro. Cioè, un po' ridevano, però un po' si vergognavano, cioè cercavano di coprirci, cercavano di sistemarci. Esatto. E tipo ieri lì pensavo fra me e me, sto indossando una gonna di cotone rossa bordeaux scuro, non mi si vede nulla. Per concludere, c'è qualcosa che vorreste dire a qualcuno che vuole intraprendere questa stessa esperienza che avete fatto? Sì, io vi consiglierei di partire con la nostra associazione, se volete andare ovviamente in India, perché è un'associazione piccola, molto familiare, potremmo definirla così. Siamo molto unite tra di noi volontari e organizziamo anche tanti progetti, anche fuori, diciamo, dai viaggi. Ci troviamo spesso, facciamo cene, cerchiamo di confrontarci e per portare avanti gli stessi obiettivi. Quindi diciamo che non è che semplicemente vai, torni e finisce lì la tua esperienza. Anche dopo, se vuoi, puoi continuare a collaborare ed aiutare. Sì, esatto, riprenderei le parole di Giuditta, nel senso che l'esperienza che noi facciamo non è un'esperienza che si esaurisce in quei 3 mesi o nel tempo che tu rimani nella scuola e poi torni a casa ed è tutto come se fosse prima. Ogni volontario porta il suo contributo, che può essere di qualsiasi tipo. Noi abbiamo fatto un piccolo dopo scuola e altri volontari hanno portato altre iniziative, fatto altre proposte e noi vediamo che le cose piano piano cambiano e soprattutto non è necessario andare per forza in India, ma anche da qui, da casa, si può continuare a portare avanti dei progetti. Quindi noi consigliamo assolutamente la nostra associazione. Se siete interessati e volete avere più informazioni, oltre, non so, a contattare me, Silvia o Emilio, potete cercarci su Facebook oppure su Google scrivendo Women International Udine. Vuoi fare un saluto? Mandi! Panakam! Ecco, e con questo concludiamo il primo video intervista con Silvia e Giuditta.
In questa prima parte, come avete visto, abbiamo parlato più che altro della scuola e delle loro esperienze tramite questa associazione, ma dovete sapere che Silvia e Giuditta hanno anche viaggiato in India, in diversi stati. Quindi ci vediamo domenica prossima con la seconda parte, che sarà concentrata soprattutto sui trasporti in India. Ci vediamo!